La definizione dei provvedimenti per la scuola, maturità online, se non si torna in aula entro il 18 maggio la prova potrebbe essere in un unico colloquio. Carlotta Manno. Esami di maturità per tutti, saranno dunque tutti ammessi i circa 500.000 studenti che a giugno si appresteranno a sostenere la prova che conclude il ciclo di studi delle superiori. Il Covid-19 stravolge l'anno scolastico in corsa e si vuole dare a tutti la possibilità di misurarsi con la maturità. C'è una data che farà da spartiacque ed è il 18 maggio prossimo. Se entro quel giorno si tornerà sui banchi di scuola, la maturità assomiglierà a quella che tutti conosciamo, fatto salvo per la novità della commissione interna. Quindi prima prova scritta nazionale e seconda prova decisa dalla Commissione. Contrariamente, se le norme di sicurezza non consentiranno un rientro in classe, si avrà un esame composto da un solo colloquio orale che potrebbe anche avvenire online. Per gli esami di terza media, due possibili scenari: prova semplificata oppure solo scrutinio finale con il giudizio dei professori. Per chi non dovrà sostenere gli esami quest'anno, tutti promossi, ma tutti valutati con pagelle reali, stilate in base all'andamento dell'anno scolastico e alle lezioni online di questi mesi. Chi è rimasto indietro e non ha la sufficienza, le prime settimane di settembre saranno dedicate al recupero del programma non appreso. Stiamo programmando la fase 2, così il Premier Conte che